Sviluppo dell'economia cittadina attraverso la portualità e sicurezza nella navigazione sono due facce della stessa medaglia che possono, anzi devono coesistere, specie in un porto regolato come quella di Venezia, interessato anche dalla presenza del Mose. Lo ha ribadito il comandante della Capitaneria di Porto di Venezia e direttore marittimo del Veneto, ammiraglio Filippo Marini, dispensando preziosi segnali di ottimismo ora che la stagione crocieristica sia a Venezia che a Chioggia è pronta a partire. Che a Venezia transita di tutto, chimichiere, gasiere, petroliere, navi da crociera, navi ro-ro, ro-pax, c'è di tutto e di più. E noi come Capitaneria di Porto Guardia Costiera siamo sempre come dire, attenti ad essere più volte, è diventato un leitmotiv questo, però mi piace dirlo, volano dell'economia portuale in sicurezza. Sarà perciò nel 2024 un periodo molto intenso di attività che proietteranno il porto nel futuro, ma il monito dell'ammiraglio è anche quello di far tesoro del passato. Mi ha appassionato in questo percorso museale e credo che queste cose le debbano vedere in tanti, soprattutto i giovani, e capire qual è la storia e come si navigava un tempo e quante cose sono cambiate. È un segno di speranza anche per il futuro. Ma certo. La stagione crocieristica, ma anche delle rotte commerciali e dei diversi tipi di traffico che passano per Venezia e Chioggia, può cominciare e dopo Pasqua si potrà già fare un primo interessante e ben articolato bilancio.